Allora, cari telespettatori, ben ritrovati con i nostri ospiti, con le tematiche che approfondiamo, e questa volta, grazie alla collaborazione naturalmente con Ascom Confcommercio e in modo particolare con Fnark, parliamo degli agenti di commercio. Sono veramente tanti e sono una potenza economica, non tanto per quello che possono o non possono guadagnare, ma perché rappresentano un significativo PIL a livello nazionale. Allora, parliamo di questo tema, della fiscalità che li riguarda, degli oneri, di quello che richiederebbero come categoria, che sempre più passa il tempo, sempre più si trovano in difficoltà. Peraltro anche loro, senza un dovuto ricambio generazionale, vuol dire che la PIL della professione progressivamente, nonostante tutto, viene meno. Appunto, ne parliamo con Carlo Trevisan, ben ritrovato con noi. Grazie di esserci, che è componente dell'Assemblea dei Delegati di Enasarco, presidente della Fnark Confcommercio Padova, vicepresidente nazionale sempre della Fnark, quindi che è la categoria facente capo a Confcommercio degli agenti di commercio. Ma abbiamo anche Enrico Rizzante, che è segretario provinciale sempre Fnark per quel che riguarda Padova, però diciamo che le problematiche si estendono a livello nazionale, giusto? Giustissimo, buongiorno. Ben arrivato anche a lei. Allora, Presidente, questi agenti di commercio, tanti sono, numeri molto importanti, ma che problemi riscontrate? Beh, problemi ne abbiamo tutti i giorni. Sull'onda della difficoltà economica che stiamo attraversando tutti, logicamente ne risentiamo anche noi, perché facciamo parte di un anello della catena economica. Siamo in 210.000 in tutta Italia, di cui 5.000, ben 5.000, un bel numero a Padova, e giriamo. La nostra attività è quella di andare a trovare quotidianamente clientela, fare ordini e mandarli presso le ditte mandanti, fatturare, per cui di conseguenza, lavorando con le provvigioni, più vendiamo e più produciamo. Però il ruolo, diciamo, questo ruolo è strettamente di carattere economico, brutto dirlo, però vabbè, è molto pragmatico. Ma sì, diciamo, in realtà voi sareste l'anello di congiunzione tra il produttore e il venditore. Quindi non è semplicemente andate corrente come era una volta, perché ci sono adesso tanti mezzi di comunicazione, a parte il telefono, ci sono i collegamenti, c'è un modo di connettersi anche molto più mediatico, che agevola molto la professione, però richiede un continuo mettersi a contatto mantenere relazioni che altrimenti l'azienda potrebbe avere difficoltà a tenere, giusto? Certo, un approccio costante con la clientela è il punto di forza della nostra categoria. Adesso io non voglio fare polemiche, ma dico che un AI, l'intelligenza artificiale, non potrà mai sopperire al contatto che quotidianamente abbiamo noi e che creiamo noi con la clientela. Indubbiamente potrà migliorare tutti i punti di vista, le visioni economiche o dell'insieme, ma un rapporto umano come abbiamo noi con il cliente credo che non lo possa sopperire nessuna forma di intelligenza artificiale. Noi diciamo che rispetto a una volta abbiamo subito anche noi dei cambiamenti, cioè mentre una volta il compito nostro era quello di raccogliere l'ordine, finiva là e il cliente riceveva la merce, vendeva e faceva il suo lavoro. Si è trasformato nei tempi per cui abbiamo dovuto anche noi darci da fare e prestare una serie di servizi che prima, ripeto, si limitavano solo alla vendita, quindi fare del merchandising, fare del marketing con il cliente, tenerlo a contatto con le novità della categoria dove opera lui, del settore dove opera lui, e quindi un rapporto che va ben oltre il semplice ordine di vendita. Quindi essere aggiornati su tutto ciò che potrebbe risolvere dei problemi o ampliare l'offerta commerciale, no? Sì, certo, era il nostro compito, uno dei compiti che abbiamo al di là della vendita è quello di tenere sempre aggiornati i nostri clienti su quello che fa la concorrenza o sulle tendenze che il mercato richiede, per cui
logicamente anche i nostri clienti godono di questa nostra conoscenza, di questo nostro, di tutto quello che trasmettiamo loro e logicamente si aggiornano anche loro. Certo. Quindi è un tramite tra quello che è il mondo economico, quel mondo economico all'avanguardia, e quello che è il cliente, che molto spesso non sempre è aggiornato. Certo. Rapporto fiduciario, quanto è importante? Il rapporto fiduciario, anche dal punto di vista contrattuale, caratterizza i rapporti di agenzia, i mandati di agenzia, tutti i mandati di agenzia. Finché dura la fiducia, il rapporto continua tra le parti; quando viene meno la fiducia, il rapporto necessariamente decade. E questo noi lo vediamo spesso nel corso degli ultimi 2 decenni, purtroppo, non a causa della categoria, ma spesso delle aziende. Molti rapporti si deteriorano più facilmente, quindi nei decenni precedenti, fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso, i rapporti di agenzia continuavano, le parti si trovavano bene, c'era una fiducia più forte, mentre negli ultimi anni c'è più volatilità, quindi ci sono mandati che cambiano più frequentemente, gli agenti di commercio sono costretti a riposizionarsi, le aziende chiedono performance sempre più elevate, anche in periodi di mercato particolarmente complessi come quelli che stiamo vivendo. Ecco, ma perché può venir meno questo rapporto che a volte si consolida negli anni, diventa al di là del semplice rapporto professionale, può diventare di amicizia, insomma, che cosa è cambiato? L'interlocutore non è più quello di prima, cioè che cosa succede? Certamente sono cambiati gli interlocutori sono cambiati a seguito dei passaggi generazionali che hanno fatto quasi tutte le grandi aziende in Italia, ma anche le medie e le piccole. Quindi non ci sono più i vecchi imprenditori e l'esigenza che hanno oggi le aziende è quella di avere agenti di commercio che siano performanti, cioè le aziende chiedono alla gente di supportarli non solo nell'attività di promozione dei loro prodotti e nella raccolta degli ordini, ma anche su attività complementari come il merchandising, la presentazione dei prodotti, lo sviluppo di mercati non solo Italia ma anche estero. E sono tutte attività, poi la reportistica che un tempo non c'era, adesso invece viene richiesta, quindi la gente oltre a svolgere la sua attività normale è costretto anche a reportizzare tutta la sua attività, questo gli fa perdere molto più tempo, la gente è costretto la sera a investire 2 o 3 ore del suo tempo residuo, quasi assente, togliendolo a se stesso e alle famiglie, per indicare esattamente ciò che le aziende vogliono attraverso i report. Quindi è proprio cambiata l'impostazione. Ma l'aspetto più critico, a mio avviso, è proprio quello degli obiettivi, cioè un tempo gli obiettivi venivano da sé, è vero che c'era un mercato più facile, meno competitivo, anche in Italia. Con il progredire della competitività le aziende sono probabilmente costrette a chiedere obiettivi stringenti agli agenti e c'è un problema contrattuale, perché se non si raggiungono gli obiettivi spesse volte vengono applicate le clausole risolutive ed ecco qui che viene meno la fiducia, cioè nel momento in cui non raggiungo l'obiettivo e l'azienda non è più soddisfatta mi toglie il mandato. Chiaro, questo gli posso girarlo anche lei Presidente, ma tanto è un deterrente per i più giovani, immagino. Adesso me lo racconta lei, leggo il messaggio. Buongiorno, volevo sapere se la mia casa mandante mi obbliga a vendere un nuovo prodotto non concordato contrattualmente. È possibile? Mi può obbligare? Se non lo volessi fare, possono rescindere il contratto per giusta causa? Grazie. Ma qui la cosa è un po' controversa, bisogna sempre andare a vedere il contratto o il mandato fatto personalmente con l'agente rappresentante. Logicamente anche qui bisogna prendere in considerazione i rapporti in che stato sono tra agente e ditta mandante, se sono rapporti ottimali come dovrebbe essere nell'ordine delle cose. Aggiungere un articolo in più
non può essere altro che visto in modo positivo anche dalla gente, perché gli darebbe la possibilità di incrementare il fatturato e quindi di incrementare i suoi guadagni. Se i rapporti sono un po' deteriorati e diventa un'imposizione da parte della ditta mandante, qui dipende tutto anche dalla gente se accettare o meno. Sicuramente credo che la ditta mandante possa anche arrivare a scindere il rapporto se la gente in questione si rifiuta. Sono tutti rapporti di forza più o meno validi, dipende, ripeto, certo. Se la gente ha bisogno di guadagnare, di vendere, deve rimboccarsi le maniche, accettare magari la vendita di qualche servizio, di qualche prodotto che non ritiene essere per lui la cosa migliore, però... Questo fa parte del progresso. Io credo che... Se non starà stretto rigor di legge. Le dicevo, e questa è la domanda a entrambi, lei è più giovane, lei ha un'esperienza di tantissimi anni, ne abbiamo parlato anche in passato, mancano un ricambio generazionale negli agenti. Purtroppo sì. Questi limiti stringenti, questo discorso anche della reportistica che va extra dell'orario, il fatto che comunque, dopo ne parleremo, i costi da sostenere, questi vabbè, non si riescono poi sempre ad ammortizzare, può essere un deterrente per molti giovani? Possono diventare? Un deterrente per la Ma giovane. sicuramente, diciamo che con l'evolversi delle cose, oggi come oggi, un agente rappresentante che parte così al momento, se non ha delle basi consolidate con un contratto particolare dove deve avere sicuramente un rimborso spese iniziale, è difficile che inizi una categoria. Poi anche questo è un discorso valido fino a un certo punto, perché il nostro è un lavoro che variegato a seconda dei settori in cui offriamo il nostro servizio. Sono molteplici, per cui c'è il settore che in questo momento sta andando alla grande, per cui viene cavalcato, e dei settori un po' in difficoltà, come si è visto all'ordine del giorno sui giornali, settori che vanno di più, settori che vanno di meno. Qui mettere un agente nuovo a farlo partire senza dargli un appoggio sostanziale sotto qualche forma per dei rimborsi spese che oggi sono enormi, basti pensare ai costi solo del carburante, senza parlare del discorso del costo macchina, che anche quello ha raggiunto livelli impensabili, diventa sempre più difficile. Quindi bisogna trovare una formula perlomeno iniziale in cui bisogna dare un sostegno a questi giovani che vogliono intraprendere il nostro lavoro. Certo, insomma. E queste sono le aziende Se che no devono... bisogna avere la fortuna di entrare nell'ordine del padre che ha avuto i mandati e che succede lui, ma lì in questo caso c'è il ricambio generazionale, Certo, un passaggio generazionale. che facilita tutto. Lei ravvisa qualche altra criticità e dopo le faccio l'altra domanda. Sempre sempre sul passaggio, sul fatto che ci siano giovani che intraprendono questa professione. Io posso dirle che giovani che cercano di approcciarsi sono molti, anche perché ai corsi agenti che vengono organizzati anche nelle nostre federazioni ci sono persone, un po' meno di qualche decennio fa, ma comunque ci sono. Il problema è capire quanti riescono effettivamente a continuare negli anni, nei decenni, e eventualmente a riuscire ad arrivare in pensione con la professione. Perché poi la selezione, come ci insegna il nostro Presidente, la fa il mercato, e il mercato è particolarmente ostico in anni come questi. Problemi per la categoria ce ne sono, oltre a quelli contrattuali ci sono anche quelli fiscali, perché l'agente di commercio è una delle categorie più colpite sotto il profilo fiscale. Gli agenti dipendono dalle aziende mandanti e quindi devono fatturare pressoché tutti i loro compensi, conseguentemente hanno una cosiddetta tassazione piena. Oltre a questo c'è un problema legato alla deducibilità fiscale dei costi, e segnatamente dell'autovettura,
in Italia abbiamo una deducibilità dell'autovettura che è non solo il mezzo dell'agente ma anche il suo strumento di lavoro principale, che è ferma da decenni, e su questo stiamo cercando da ormai parecchi anni di portare avanti una battaglia per ottenere un adeguamento che sembra in modo che possano anche cambiare, magari evolversi come autoveicoli secondo le nuove performance. Più moderni. Esatto, adesso ne parliamo ancora di questo perché credo che l'aspetto fiscale sia un aspetto molto rilevante, oltre a capire quanto può essere strategico o meno alla luce di un recente episodio che c'è stata questa figura di intermediazione. Tra poco pubblicità.